Nell'agosto del 2017 un incendio ha devastato il territorio di Arbus e Gonos Fanadiga. Sardex ha deciso di aiutare i territori colpiti, regalando lecci e piante di macchia mediterranea e lanciando una raccolta fondi di solidarietà tra i propri aderenti. Sono stati ben 4.000 i crediti raccolti, che aiuteranno le iniziative comunali e imprenditoriali del territorio. Oggi siamo qui ad Arbus, con l'associazione Sardina is My Life, che sostiene l'iniziativa. Sono Andrea Ortu dell'azienda Ortu Giardini, facciamo parte del circuito Sardex, siamo stati coinvolti da Sardex e dal comune di Arbus per questo evento, la piantumazione di quest'area verde. Quando facciamo le piantumazioni mettiamo la targhetta del nome scientifico della pianta con il nostro logo. Abbiamo inserito a fianco al nome scientifico della pianta anche il nome dell'operatore che ci ha dato una mano, quindi degli alunni della scuola, Sardex, che ha finanziato il progetto e che ha contribuito all'esecuzione di questa bella opera. La quinta giornata la trascorreremo a Ingurtosu. In quell'occasione, come Ortu Giardini, durante le ore di ricreazione porteremo i nostri rapaci, dove con i ragazzi faremo una dimostrazione di volo. Ringraziamo Sardex per aver dato la possibilità al comune di Arbus, alle associazioni locali e al liceo classico di Villacidro di avviare questo progetto. È stata una cosa molto piacevole e anche, devo dire, abbastanza difficile, perché abbiamo dovuto, mettere sullo stesso tavolo molti attori, però grazie alla donazione delle piante da parte di Sardex e anche al fatto che sono state messe a disposizione delle valide imprese del verde, stiamo regalando al nostro paese un nuovo angolo verde che potrà diventare magari un parco per i bambini e per le giovani generazioni, grazie alla collaborazione che nasce dalla tristissima giornata del 31 luglio, quando un incendio devastante ha colpito il nostro territorio e le nostre campagne. Quindi da parte nostra un ringraziamento, e anche sottolineo il fatto che abbiamo messo a collaborare le istituzioni, le scuole, le imprese, come dovrebbero fare un po' tutti i territori, per cercare di fare qualcosa di produttivo e utile. Grazie per averci dato questa giornata dedicata ad Arbus, grazie a Sardex e a tutti coloro che hanno partecipato a questo evento, quindi la scuola, il liceo classico Piga di Villacidro, l'associazione Zampa Verde, ma soprattutto questi ragazzi. Un'opportunità per Arbus e anche per loro per dare un contributo molto significativo in questo momento di quello che è stato il grave danno che ha subito il territorio di Arbus nell'incendio del 31 luglio, che ha devastato oltre 2400 ettari. Ciao, sono Nicola, un ragazzo del liceo Piga. Siamo venuti qui a fare alternanza scuola-lavoro. Cosa mi racconti, Deborah, questa giornata? Ci hanno chiesto di aiutare a noi con il progetto alternanza scuola-lavoro. Diamo una mano. Stiamo piantando degli alberi di diverso tipo, mirto, rosmarino, eccetera. Ci stiamo divertendo molto.